Questa mattinata è stata formidabile, sia perché l'apripista è stata Stefania Auci, che è un'amica, è una persona splendida, quindi avendo anche avuto la fortuna di avere lei come apripista, c'erano i ragazzi super entusiasti e felici di aver partecipato appunto a questa mattinata, e poi è stato bello avere questo passaggio di testimone, quindi di poter stare lì e raccontare la mia di esperienza attraverso anche le esperienze di altri, che poi diventano tue, quindi quello che è il linguaggio cinematografico e musicale che diventa parte di te e che poi appunto arricchisce le tue radici, quello che poi sono le fronde, la fioritura e tutto quello che è un percorso culturale che fai, mai da solo, perché siamo sempre bagaglio e diventiamo assolutamente arricchimento di altri, quindi c'è questo testimone che si passa, questo parlare, questo trasportare la cultura e quelle che sono le nostre origini, che ci permette sicuramente di rendere la vita di altre persone più ricca, di arricchirci noi stessi e soprattutto di vivere in sintonia e in armonia, quindi secondo la musica. Per me è sempre un piacere tornare qui ad Agrigento, alla Strada degli Scrittori. C'è un rapporto di amicizia, di stima, di fiducia che mi riempie, devo dire la verità, di gioia e mi regala dei momenti di grande arricchimento personale, a parte che culturale. In questa edizione raccontare il come un prodotto di un libro si trasforma in un testo è qualcosa che è molto affascinante, dal testo al film, dalla parola scritta all'immagine, alla pellicola. Oggi davvero questo è un passaggio che è molto delicato, perché come ho spiegato ai corsisti entrano in gioco molteplici variabili, riguardano anche la chiave di lettura politica e culturale di un testo, soprattutto se questo testo è un classico, gli adattamenti, il cambiare anche in relazione alla sensibilità di chi da autore vede trasformarsi, a volte perché no, stravolgere un testo da parte del regista, ed è necessario a mio avviso avere sempre un atteggiamento di grande apertura mentale, di grande fiducia nei confronti del lavoro così come viene portato avanti, proprio per garantire che il linguaggio filmico, che è talmente diverso, talmente spiccato rispetto a quello che noi ci troviamo dinanzi nel testo, possa avere il suo respiro e la sua... Una canzone alla speranza, la speranza che già non si perde di essere degni di quello che abbiamo, ma non ce la mettiamo, non ci mettiamo per nulla al mondo, questi templi, questo tempo, queste spiagge, questo vento, questo odore che è un lamento, è il tormento di ogni singolo che